peccato perché abbiamo preso gol al primo tempo dove stavamo facendo tutta la partita e non ce l'aspettavamo. Poi abbiamo pareggiato, abbiamo creato tanto, molte occasioni, però non abbiamo concretizzato. Ci rifaremo per la prossima partita perché abbiamo un campionato lungo, tante partite toste e dobbiamo rifarci alla prossima e subito mercoledì in Coppa. Servirà in più a metterci un po' di mentalità, un po' di cattiveria perché è mancato questo. Abbiamo preso gol su due palle che non ci aspettavamo, una palla in aria e un lancio da 40 metri. È andata così. Purtroppo anche il calcio, se anche concretizzi tanto, crei tanto, ma se non fai gol alla fine la porta a casa l'avversario la partita. Come obiettivo noi abbiamo sempre la salvezza, però con la società e con i ragazzi puntiamo in alto, dove l'anno scorso abbiamo fatto 48 punti, quasi in zona playoff, e speriamo di arrivarci ai playoff. Intanto il nostro obiettivo è la salvezza. Ci puntiamo fino alla fine, ma oggi ha dato frutti al CUS.